La provincia di Padova segnata dalle tragedie sulle strade, a Piove di Sacco 3 vittime in un terribile schianto nella notte, perdono la vita una 36enne e 2 ventenni, in mattinata altro incidente mortale a Cinto Euganeo. Ubriaca al volante travolse e ucciso un 37enne sul cavalcavia di Treviso dopo un concerto, condannata a 4 anni e 6 mesi, Federica D'Ametto. La risoluzione del caso degli oltre 200 migranti di Cona trasferiti in altre strutture dopo la marcia spinge i profughi rimasti nel lab a chiedere di fare altrettanto. Medici di famiglia, scioperi confermati e scontro che non si placa. La Regione hanno un ruolo chiave, siano responsabili. Dramma familiare nel veneziano, giovane tossicodipendente picchia mamma e nonno, continue angherie fino all'intervento dei carabinieri e all'arresto. Centinaia di gioielli spariti dai bagagli all'aeroporto Marco Polo di Tessera. In questi mesi i carabinieri scoprono e denunciano 3 addetti al carico e scarico dei bagagli. Oltre 100.000 alpini attesi per la dunata triveneta delle Penne Nere a Vittorio Veneto nel 2018, la macchina organizzativa già in moto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando di ore davvero tragiche sulle strade del Veneto e soprattutto sulle strade della provincia di Padova, 4 vittime in poche ore. Il primo dramma, la prima tragedia con 3 persone che hanno perso la vita, 3 giovani vite spezzate, è accaduto nella notte a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Lo scontro si è verificato alle 4:20 di questa mattina. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. L'unica certezza è che non ha lasciato scampo a chi viaggiava nelle 2 automobili coinvolte. Il personale medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della 36enne di Saonara che viaggiava su una Volkswagen Maggiolino. Morti sul colpo anche i 2 ragazzi di 20 e 26 anni, rispettivamente di Piove di Sacco e Ponte Longo, che viaggiavano su una Fiat Punto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Piove di Sacco è intervenuta per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre i carabinieri erano impegnati nella deviazione del traffico e nei rilievi del sinistro. Questo accadeva alle 4 di questa notte, sono stati poi diramati anche le generalità delle vittime. Si tratta di Iole Bado, 36enne di Saonara, Michael Adu, di origini africane, 20enne di Ponte Longo, e Vincenzo Stara, 26enne, originario di Cagliari. Ieri sera poi nel veneziano un altro grave incidente in via None Veneto lungo la strada provinciale 61 nella frazione di Corbolone di San Stino di Livenza per la fuoriuscita autonoma di un'auto finita rovesciata dopo aver divelto un palo dell'illuminazione, ferita una giovane coppia di ragazzi. La squadra dei pompieri di Portoguaro ha messo in sicurezza il mezzo, mentre i 2 giovani sono riusciti fortunatamente a uscire autonomamente dall'Opel Corsa cappottata e sono stati assistiti dal personale del SUEM 118, ma dicevamo che nel frattempo stamattina c'è stato ancora purtroppo un incidente mortale in provincia di Padova. Questo accadeva ieri sera e c'è stato un schianto mortale a Cinto Euganeo in località Cava Bomba, all'altezza della nuova rotatoria sulla strada provinciale che collega Cinto Euganeo a Vo Euganeo. In questo caso ancora si sa poco di quanto accaduto, anche della dinamica del sinistro purtroppo, però l'unica cosa certa è che si tratta della 4ª vittima in poche ore in provincia di Padova. Sempre da Padova, ieri sera un investimento di un ragazzo a Ponte Longo. Travolto da un'automobile mentre tentava di attraversare la strada, un 20enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via San Lorenzo, a Ponte Longo. L'uomo al volante dell'automobile, un 47enne, ha tentato inutilmente di evitare il giovane. Sul posto, oltre al personale del SUEM, anche i carabinieri. E ora invece parliamo di un incidente mortale che è avvenuto 2 anni fa, lo ricorderete, la tragedia di San Giuseppe, la 37enne Federica D'Ametto che travolse e ucciso con la sua auto lungo il cavalcavia di quel quartiere di Treviso un giovane, una 38enne che tornava da un concerto assieme alla moglie. Ieri è arrivata la condanna. 3 settembre 2015, sul cavalcavia di San Giuseppe si consuma la tragedia. Una donna, Federica D'Ametto, travolge ed uccide Enrico Scarabello, che stava camminando assieme alla moglie.
Un incidente gravissimo che spezza la vita di una persona e distrugge una famiglia. A 2 anni da quel giorno è arrivata la condanna per l'automobilista fuggita senza prestare soccorso, 4 anni e 6 mesi. Il giudice Cristian Vettoruzzo l'ha riconosciuta colpevole, condannandola a 3 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio colposo e omissione di soccorso e 10 mesi di arresto per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche. 4 anni per una vita sono troppo pochi secondo l'associazione Famiglia Vittime della Strada. Non so su che basi diano le pene, se una vita umana, cioè per contro diamo una pena di 4 anni, ma probabilmente neanche l'ergastolo ci porta indietro questa persona e dà giustizia. Doveva essere un giorno felice per Scarabello e la moglie, avevano cenato insieme, poi erano tornati a prendere la macchina, quando ad un tratto i fari, l'impatto violentissimo, Scarabello viene travolto e scaraventato nella scarpata al lato della strada, la moglie Elisa, ferita leggermente e in stato di grave shock. L'investitrice invece, sotto l'effetto di alcol e droga, si ferma, poi ingrana la marcia e fugge, ma percorre qualche metro, poi a causa delle sue condizioni psicofisiche si ferma e viene arrestata. L'associazione Vittime della Strada rincara la dose, non serve il carcere a queste persone, ma pene alternative. Battiamoci per le pene alternative, quelle pene alternative che fanno lavorare queste persone accanto alle persone disabili che magari loro hanno reso, e forse diventerebbero delle persone migliori, e forse anche noi che abbiamo avuto questa ingiustizia forse avremo un po' di ristoro. Ricorreremo in appello e riproporremo la richiesta di nuovi accertamenti, compreso un sopralluogo sul posto. Replicano invece gli avvocati difensori Fabio Capraro e Francesco Fava. Lasciamo adesso questa pagina sulla sicurezza stradale con purtroppo tante tragedie. Torniamo a parlare dei migranti con la conclusione positiva della protesta dei profughi di Cona, che è arrivata nei giorni scorsi, prima l'intervento della Patriarca, ieri la possibilità per gli oltre 200 profughi in fuga di essere ricollocati in altre strutture non nel grande hub di Conetta. Ovviamente una decisione, una vittoria, l'hanno chiamata così in molti, che cambia le carte in tavola, anche perché spinge ora i profughi rimasti all'interno di Cona a chiedere altrettanto. La vittoria dei circa 200 migranti, protagonisti della clamorosa protesta dei giorni scorsi, ha acceso gli animi degli altri richiedenti asilo ospitati nella base di Conetta. Le 871 persone rimaste nell'ex caserma hanno capito che andarsene altrove è possibile e ora vogliono farlo anche loro. Circa 300 sarebbero già pronti a uscire e mettersi in marcia verso Venezia. Ma tutti quelli che vivono qui, raccontano dall'interno del campo, vogliono andare via il prima possibile. Lunedì i profughi terranno un'assemblea alla quale parteciperanno anche i rappresentanti sindacali dell'USB, già al fianco dei manifestanti dei giorni scorsi, mentre il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, chiede per l'ennesima volta a governo e Parlamento la chiusura della base. I fatti hanno dimostrato che una soluzione diversa dal campo profughi ci può essere, riflette. Ora i migranti che erano qui sono accolti in centri degni di questo nome. Il muro del non ci sono alternative è stato infranto. Dunque l'appello più volte del sindaco di Cona, ma non solo, al governo. Ora sentiamo un esponente veneto del governo come il sottosegretario Pierpaolo Baretta sulla questione migranti e soprattutto sulla questione migranti di Cona. La scelta è evidente qual è, bisogna ridurre i flussi di entrata ma soprattutto evitare questa concentrazione di hub così diciamo pesanti. C'è una sola strada, una distribuzione diffusa, pochi numeri per ogni singola situazione, con sostegno ai sindaci e anche alle parrocchie che mi sembrano disponibili. Il ministro Minniti e il governo italiano da un anno stanno lavorando sodo con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, perché non è che si blocca il mare, bisogna bloccare le partenze, e qualche risultato lo si è già visto, e da un lato, e dall'altro combattere i clandestini. Però bisogna anche dire onestamente che ci manca l'Europa. L'Europa non ha ben chiaro quello che sta succedendo, oppure non lo affronta. Ed ora torniamo a parlare del braccio di ferro, della questione medici di famiglia, con gli scioperi confermati per dicembre. La Regione che cerca di riaprire una trattativa, ma al contempo anche ragiona sull'ipotesi dell'accorpamento all'interno delle ULSS e nel contempo chiama i medici alla responsabilità.
Loro sono anche lavoratori autonomi, quindi il loro sciopero deve essere valutato attentamente sotto tutti i profili. Per questo il percorso dell'accorpamento dei medici di famiglia nelle ULSS sembra diventare un passaggio impellente. È l'iter intorno al quale si dibatte e che trova consensi da più parti politiche e anche sindacali. Intanto però il fronte resta spaccato e i camici bianchi hanno ribadito la nuova raffica di scioperi per dicembre, nel computo degli 81 totali messi in programma. Un calendario che rischia di diventare insostenibile e in regione lo sanno bene. Medici di base svolgono una funzione importantissima, oltretutto una funzione pubblica in una materia che è fondamentale come la salute pubblica e devono anche loro essere richiamati a una maggiore responsabilità. Per questo non solo da Palazzo Balbi ma anche da una buona fetta di Palazzo Ferrofini resta l'appello. Una sanità pubblica e che sia universale, cioè a disposizione di tutti, quindi noi chiediamo che immediatamente vengano riaperte queste trattative. Torniamo alla cronaca adesso, continuano purtroppo le truffe ai danni degli anziani, una delle ultime vittime nel veneziano, vittima di un finto avvocato. Un'anziana che vive a Ceggia, in via Duca d'Aosta, è stata truffata e derubata di un piccolo tesoro dal falso avvocato che ha suonato la sua porta, mettendo in scena un vecchio ma purtroppo ancora efficace copione. Il sedicente legale ha suonato alla porta della signora raccontandole che la figlia era responsabile di un grave incidente stradale ed era trattenuta in caserma dai carabinieri. Sarebbe potuta uscirne solo pagando una grossa somma di denaro. Disperata, la signora ha consegnato al delinquente tutto quello che aveva, 5.000 euro in contanti, un prezioso orologio e altri gioielli dal valore complessivo di circa 12.000 euro. Poi il malfattore si è eclissato con qualche vaga rassicurazione. L'anziana ha scoperto la verità qualche ora dopo, quando ha buttato le braccia al collo alla figlia rientrata a casa. Alle due donne non è rimasto che denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale stazione. Sempre dal Veneto orientale, questa volta però una storia terribile di violenze domestiche, un giovane tossicodipendente che maltratta la madre e il nonno. Picchiava la madre da oltre 4 anni e con le botte tante anche aggressioni di ogni tipo e intimidazioni, ma non soltanto a lei, pure ai parenti vicini di casa, l'ultima nei giorni scorsi al nonno, picchiato e tenuto in ostaggio con un amico solo per un rimprovero non gradito. Quindi la punizione: il nonno, dopo le botte, è stato trascinato in un canale e con la testa infilata in un tubo di scolo. Le violenze per ottenere somme di denaro o benefici di altro tipo per comprarsi la droga. Il calvario subito da una mamma di 49 anni ad opera del figlio tossicodipendente di 26, che pur di ottenere le dosi di droga non ha esitato a prendersela anche con i poveri nonni. Il dramma nel veneziano a Tiglio Veneto, vicino a Portogruaro. Grazie alla denuncia della madre ai carabinieri, il ragazzo ora è stato arrestato e si trova in carcere a Pordenone. I carabinieri di Mestre hanno scoperto rubare alcuni infedeli addetti al carico-scarico di merci presso lo scalo aeroportuale del Marco Polo di Venezia. Approfittavano del materiale in possesso temporaneo dei colli in transito all'aeroporto, favoriti dalla loro mansione di facchini presso lo scalo merci e bagagli, per far sparire preziosi di alto valore e merci pregiate, ma sono stati traditi dal sistema di videosorveglianza interna. Nella perquisizione a carico dei 3 soggetti sono stati trovati 435 collane e 30 orecchini in metallo prezioso, nonché inequivocabili prove dei furti perpetrati ormai da mesi. Il valore della merce recuperata si aggira intorno ai 20.000 euro. I 3 sono stati denunciati per i reati di ricettazione e furto aggravato. E ancora la cronaca, e parlando di furti, una maxi razzia in una azienda a Villorba, nel Trevigiano. Raid in piena notte ai danni della ditta LMP, specializzata in lavorazioni meccaniche in zona industriale a Villorba. I ladri, dopo aver scassinato il cancello d'ingresso, si sono introdotti in azienda trafugando 3 quintali di bronzo e 1 di rame del valore di 10.000 euro e poi, in barba al sistema di videosorveglianza, sono fuggiti indisturbati. Ora al vaglio dei carabinieri di Villorba le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il veicolo usato per il colpo avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, con i banditi che per la fuga si ipotizza si siano diretti lungo la vicina Pontebana.
Allora parliamo di calcio razzismo, purtroppo episodi che continuano. Se sentiamo ancora offese razziste da parte del pubblico chiederemo agli arbitri di intervenire. Se non fanno nulla ritiriamo la squadra dal campo. Non ci servono i 3 punti, abbiamo bisogno di insegnare l'educazione a certe persone. L'ultimatum lanciato da Orfeo Antonello, il presidente della Giorgione Calcio, la società di Castelfranco affiliata alla Juventus. Domenica scorsa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante la partita Union Feltre Giorgione a Pedavena nel Bellunese è stato espulso alla fine del primo tempo un 14enne originario del Ghana che ha reagito contro gli spettatori, quasi tutti genitori dei giocatori di casa, dopo che questi lo avevano fatto bersaglio di offese razziste. Siamo stanchi, spiega Antonello, di queste continue offese razziste contro i nostri ragazzi. Certi genitori devono capire che se stanno a casa invece di venire a guardare la partita di pallone è meglio per tutti, e quindi la decisione di togliere la squadra dal campo se dovesse ripresentarsi la situazione, soprattutto se l'arbitro non farà nulla. Una decisione irrevocabile comunicata già ufficialmente a Giuseppe Peruzza, presidente del comitato regionale della FIGC. Adesso nel Vicentino per parlare di inquietanti riti esoterici scoperti negli ultimi giorni. Ci racconta tutto al telefono la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno, da Vicenza una notizia che sa da film dell'orrore, una stella a 5 punte all'interno di un cerchio, al centro del Pentagono un lumino e ancora candele e un crocifisso senza Cristo. Tutti gli ingredienti per un rito satanico ci sono, insomma. Il teatro, la quattrocentesca Villa Cristino Muttoni a Cainpenta, l'accesso est di Vicenza. La struttura è abbandonata, anzi dimenticata completamente, in posizione molto riparata, lontana da occhi indiscreti, insomma il luogo ideale per essere trasformato in tempio dell'esoterismo. Quello che fa specie è che tutto farebbe pensare che il rito, o quello che ne è stato, si sia consumato all'inizio di questa settimana, non prima. Si trova infatti nei pressi di un ristorante e proprio in quei giorni il locale sarebbe chiuso. È stato utilizzato materiale di scarto, abbandonato probabilmente dagli operai durante i lavori di sistemazione del sito, oggi di proprietà di una società immobiliare. La stella disegnata con pezzi di piastrelle, per il cerchio avrebbero utilizzato mattoni e su ogni punta 5 pneumatici, 4 all'esterno, 1 all'interno dell'inquietante disegno. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato, noi andiamo in pubblicità, poi parleremo di alpini ma anche di un cortometraggio realizzato da alcuni ragazzi a Treviso. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale per parlare di alpini, del raduno Triveneto 2018 che è a giugno. La macchina organizzativa è ovviamente già partita, ieri è stata presentata il grande raduno, grande adunata nell'anno del centenario della vittoria e sono attese oltre 100.000 persone. 1918-2018, l'adunata triveneta del centenario nella città simbolo della vittoria. Le penne nere si preparano a invadere Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno prossimi. Dopo Treviso la Marca torna a vestirsi di tricolore. 25 sezioni coinvolte tra Veneto, Trentino e Friuli. Noi abbiamo fatto una stima, non vogliamo sopravvalutarla, ma abbiamo detto 100.000 presenze. Qualcuno mi dice anche di più, forse 120.000 nell'arco dei 3 giorni del raduno 15-17 giugno, ma sicuramente 25-30.000 gli alpini sfilanti la domenica del 17 giugno. E se magari qualcuno in più, ben venga. Credo che i vittoriosi siano pronti e soprattutto felici di accogliere gli amici alpini, anche perché l'adunata del centenario sicuramente sarà un'adunata storica. Adunata presentata nei giorni scorsi proprio ai sindaci degli 11 comuni coinvolti, non solo nel raduno alpino, ma anche negli eventi che da qui all'estate scandiranno l'attesa: concerti, concorsi letterari, attività nelle scuole, anche un'esercitazione di protezione civile che porterà nel comprensorio 1 migliaio di uomini dal 13 al 15 aprile. La speranza, visto che gioca in casa, è di vedere partecipare all'adunata il Grande Vecchio, l'ultimo mulo alpino, iroso. E noi contiamo di poterlo avere come icona qua presente sul territorio. Sicuramente non potrà sfilare come è stato fatto a Treviso, ma sicuramente sarà un punto di riferimento. Restiamo a Treviso, dove hanno realizzato un video per raccontarsi. Loro sono i ragazzi creativi di Treviso, seguiti da Cooperativa AS e operatori di strada. 40 i giovani coinvolti nel progetto.
Siamo qua perché abbiamo delle speranze, innanzitutto. Ballerini, cantanti, musicisti, l'idea di creare un video tutto nostro ci piaceva. Loro sono i giovani trevigiani, i giovani creativi, al centro di un progetto promosso dal Comune di Treviso in collaborazione con Cooperativa La S e operatori di strada delle parrocchie. Un video per raccontarsi, loro che posti per radunarsi faticano a trovarne e anzi erano stati allontanati dalla loggia dei Cavalieri come se ballare fosse uno schiamazzo. C'è bisogno di uno spazio dove possiamo sperimentare, dove possiamo esprimerci, esprimere le nostre passioni al meglio, dove possiamo stare con altri ragazzi, condividere la musica che è la nostra passione più grande. Quasi 12 minuti per ripercorrere il cammino dagli incontri sotto la loggia alla creazione di un gruppo vero e proprio che permette a ognuno di far parte di qualcosa, non qualcosa qualunque, qualcosa di bello. C'è chi balla con una sintonia pazzesca, c'è chi suona, c'è chi canta, c'è chi gioca, rischiando e sperimentando i propri limiti. È l'anima che si esprime attraverso la sinergia del corpo, guidato dalla musica. Un video reso possibile dal bando regionale intitolato Fotogrammi Veneti, i giovani raccontano. Il video è un prodotto di questo lavoro, però non è la cosa più importante, nel senso che la cosa importante sono le relazioni che si sono creati, i rapporti fra ragazzi adulti, con gli educatori e anche l'acquisizione da parte di alcuni di competenze di tipo professionale. Lo dico ad Antenna, come sempre vi ricordo le modalità per segnalarci di servizi, disagi, problemi della vostra zona, del vostro quartiere, della vostra città. Una mail a redazione@antena3.it se volete scrivere qual è il problema, oppure se volete dircelo a viva voce 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se volete visualizzare questo problema 351 175 5340 per sms ma anche per video, foto e WhatsApp. E vi ricordo anche che se volete restare connessi sempre con Antenna 3 basta scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store, se avete i cellulari Android, la nostra app Antenna 3, staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi del TG o degli approfondimenti, quindi 20:10, la voce del mattino, ore 13, Ring. È tutto a vostra disposizione, quindi basta davvero un clic. È tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Moderata alta pressione sulle nostre regioni e tempo dunque stabile su tutto il territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo prevalente con cielo sereno, da segnalare possibili foschie mattutine o nebbie sul Veronese. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 10 e i 13 gradi, minime a 1-6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Alta pressione prevalente su tutto il territorio e cielo che si presenterà sereno ovunque. Le temperature massime saranno attese tra gli 11 e i 13 gradi, minime sui 3-5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Bellissima giornata di sole con assenza quasi assoluta di nuvolosità, se non sugli estremi confini esteri. Vediamo le temperature, le massime saranno attese intorno agli 11-12 gradi, valori notturni tra 3 e 5 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.